Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà e benvenuti a una nuova puntata della consueta rassegna stampa qui su RL, e una rassegna stampa un po' diversa dal solito perché va in onda in forma ridotta, non le classiche 2 ore canoniche che riguardano sempre dal lunedì al venerdì, ma sarà soltanto, tra virgolette, un'oretta per dare uno sguardo a quello che è successo in Italia e nel mondo in ultimissime ore. Una rassegna stampa che non vedrà alla conduzione del grande, mitico, inarrivabile Sammy Varin, che a caso di imprevisto questa mattina non potrà condurre in diretta la rassegna, ma non vi preoccupate, tornerà prestissimo alla sua plancia di comando. Invece qua in diretta oggi, giovedì 14 maggio 2025, sono le ore 8:36, avete Lorenzo Grossi, collaboratore della radio, del sito di Radio Libertà, che anzi vi invito a visitare perché è un sito che ha veramente tantissime notizie, radiolibertà.net, potete trovare tantissime informazioni, gli editoriali del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti e poi naturalmente la rassegna stampa del Sammy Varin, di cui inopinatamente prendo il posto oggi, e poi tantissime altre rubriche come l'Autodaffè di Giulio Cainarca e poi altre firme importantissime come ad esempio Giuliano Todini per quanto riguarda l'autonomia, Alessandro Gnocchi sulla cultura, Matteo De Sio che dà uno sguardo agli Stati Uniti e poi via via tutti gli altri, Alessandra Mori sull'economia e sulla geopolitica. Ma insomma vi invito a rimanere assolutamente collegati in radio e sul sito di radiolibertà.net, e diciamo che oggi io prendo per mano questa trasmissione in una giornata particolare, e adesso fra poco ne parleremo abbastanza nel dettaglio perché quello che è successo nelle ultime ore nel mondo non è assolutamente un evento di scarsa rilevanza. Ma innanzitutto partiamo dalle prime pagine dei giornali, tenendo conto di un fatto, nel senso che naturalmente per una questione banalissima di fuso orario nessun quotidiano italiano cartaceo ha ovviamente potuto è riuscito a pubblicare, a mandare in stampa questa notte quella che sarà inevitabilmente forse la notizia del giorno, la notizia di oggi 14 maggio, ovvero l'incontro importantissimo a Pechino tra Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, e Xi Jinping, il suo omologo cinese. È un incontro, un faccia a faccia che naturalmente verte su diverse tematiche. Siamo in un periodo non semplicissimo per quanto riguarda naturalmente le guerre, ma anche per quanto riguarda una geografia, un nuovo ordine dei vari ordini che si stanno via via costruendo e di cui ovviamente due superpotenze, Stati Uniti e Cina, sono importantissime da questo punto di vista. Ma partiamo innanzitutto con cosa c'è nelle prime pagine. Partiamo con il Corriere della Sera, che decide di aprire invece con quello che è avvenuto ieri pomeriggio. Nell'aula del Senato c'è stato il cosiddetto Premier Question Time, quindi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha risposto alle varie interrogazioni di tutti i gruppi parlamentari, trasferimento che di solito fanno i vari ministri, che invece ieri ha riguardato direttamente la Premier. Il Corriere della Sera titola: Meloni sfida su tasse e salari. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. La Premier in Senato dice porte aperte al confronto.
anche se poi c'è stato effettivamente uno scontro con Matteo Renzi e con Francesco Boccia del Partito Democratico. Una Giorgia Meloni d'attacco, quella del Premier time al Senato. Meloni, il governo ha diminuito le tasse, faccio la spesa e vivo il paese reale. Poi per appunto la lite con il leader di Italia Viva, e vedrete tra l'altro che questa fila, diciamo così, frase sui supermercati e sulla spesa tornerà molto in auge, tant'è che comunque in taglio alto si parla naturalmente di Trump in Cina, il dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz, a firma di Viviana Mazza, che è la corrispondente a Washington per il Corriere, bandierine sventolate con forza, un lungo tappeto rosso, una festa di voci colori, l'arrivo di Donald Trump a Pechino, americani l'intesa sui dossier commerciali su Hormuz, e poi editoriali di Federico Rampini che parla del summit dei giganti insicuri, intervista di Maria Teresa Meli a Elly Schlein, la leader del Partito Democratico, che sostiene che quello di Meloni sia un governo rinchiuso nel palazzo, non ha fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. La disponibilità al dialogo esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro. Poi 100 pagine, fotonotizia con il trionfo dell'Inter, la 10ª Coppa Italia, dopo lo scudetto arriva il doblete da parte della formazione di Chivu, Lazio battuta in finale 2-0 in una gara mai in discussione. Si parla poi ancora del Taravirus, negativi i primi casi sui casi sospetti isolati in Italia, e poi c'è anche un'intervista a Caltagirone su Montepaschi di Siena, che dice deve rimanere protagonista e tenere generali. Per quanto invece riguarda il quotidiano Repubblica, e anche qua andiamo a vedere che si parla anche qua del discorso della Premier, anche se qua viene messa in luce la questione della Consob, che non ha ancora trovato un nuovo responsabile dopo la scadenza del mandato di Paolo Savona. Meloni alla gara Consob, maggioranza spaccata, il leghista Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, poi la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito. Anche qua nel taglio alla destra con Mastrovilli che parla di Trump e con Xi in missioni con le big tech, e poi c'è stato anche questo evento riguardante la principessa Kate, che si è recata a Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini, la sua prima uscita dopo la malattia, posa il tuo sguardo e chiede scelte, carezze e porgi inolati alla principessa. E poi Bernie Sanders che dice Donald Trump pericoloso come Putin. Venendo invece ai quotidiani, il Giornale per esempio, anche qua si parla del discorso della Meloni, delle sue repliche alle interrogazioni parlamentari. Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, e poi la sinistra invece parla e vuole solo debiti, dalla Premier stilettata a Conte sui danni del superbonus, e poi il rilancio sul nucleare, un'ora e mezza di botta e risposta tra Giorgia Meloni e le posizioni. Ieri al Senato la Premier ha spiegato che la guerra inciderà sulla crescita, ma ha anche ricordato che i salari stanno crescendo e che la colpa del debito pubblico alto è del superbonus di Conte. È stato interessante un passaggio proprio nel finale delle sue risposte al Premier Question Time, in cui la Meloni insomma ha fatto notare come i danni del superbonus si riusciranno a pagare in maniera definitiva solo intanto nel 2027, ovvero quando sarà terminata la legislatura. Quindi insomma il governo Meloni che ha dovuto fare per tutti questi 4-5 anni con questa zavorra per riuscire a tenere i conti in ordine e riuscire a fare delle importanti riforme economiche. L'editoriale del direttore Tommaso Cerno, meglio gli Adams
del Campo Largo, e qua si fa riferimento alla battuta che Matteo Renzi ha fatto nei confronti di tutto il governo parlando della famiglia Adams. Il direttore Cenno dice: quello che per Matteo Renzi è un insulto, nel mio modo di vedere il mondo è un inno moderno alla diversità. E poi un retroscena a firma di Augusto Menzolini, un appello nel vuoto, l'opposizione sceglie il muro contro muro. Intervista di Oara Borselli a Simone Pillon, che è diventato il nuovo legale della famiglia Travaglion, dei genitori della famiglia Del Bosco. Pillon dice: difendo ancora la famiglia, salverò i bimbi nel bosco. In taglio basso ancora antaravirus, negativi 6 casi, l'allerta finirà a giugno, il ministro Razzo Schillaci. Il virus non è un nuovo Covid e assicura il piano pandemico funziona. Ancora naturalmente resta in auge l'inchiesta su Garlasco, Rita Cavallaro e Luca Fazzo che parlano dei 21 indizi contro Sempio, era risentito per Chiara. In taglio basso invece la rubrica di una maschera di Luigi Mascheroni che si intitola Baci alla francese. Qua è molto interessante perché parla di un retroscena secondo il quale dietro la crisi tra il presidente Macron e Brigitte ci sarebbe una giovane attrice, una relazione platonica, dicono, in famosi messaggini, foto e video che Platone mandava ai suoi allievi accademici. Allora, a memoria di giornalisti, ci vengono in mente altri esempi come Giscard d'Estaing, Taboccheletto, presidente, che si piantò con la sua Ferrari all'alba con accanto alla Manto, una notte attrice. Poi ancora i casi di Mitterrand. Insomma, questa è la rubrica di Luigi Mascheroni. E venendo invece a un altro quotidiano, e andiamo allora su Libero, la prima pagina di Libero, il titolo principale è La banda del buco, bancarottieri rossi. Qua torna ancora lo scontro in Senato di ieri. Dall'opposizione invocano misure su lavoro e salari, richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata del ministro Giorgetti su Riarmo, priorità a famiglie e a imprese. Taglio centrale nella fotonotizia. Ecco cosa c'è dietro il famoso schiaffo, l'amica di Macron che fece impazzire Brigitte. Insomma, vedete come Donald Trump e queste gossip che si rincorrono, però è importante anche naturalmente che cosa si gioca davvero Trump in Cina, che è stato accolto ieri da tappeti rossi e bandiere, e questa notte noi italiani c'è stato il faccia a faccia con Xi, e tra pochi istanti ve ne darò conto. L'editoriale del direttore responsabile Mario Secchi, il quadro a 3 scene che va da Pechino fino a Londra e Roma. Interessante anche la questione di cui parla Alessandro Gonzato: la flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra. Voti rubati al Campo Largo, secondo Gonzato la flottiglia si prepara a diventare un partito e potrebbe già presentarsi alle elezioni politiche dell'anno prossimo. Gli attivisti nelle chat ne parlano da un po'. C'è la voglia di capitalizzare le missioni, tra virgolette, in mare e le proteste di piazza. D'accordo alla visibilità, soprattutto dei leader, ma poi si chiedono a noi cosa ne viene, e finora nessuno è ancora uscito dallo scoperto, ma staremo a vedere che cosa ci succederà. Il caso Electrolux invece ne parla Pietro Senaldi. I sindacati vogliono i dazi come Donald. Senaldi che riporta un virgolettato di Elly Schlein: i licenziamenti vanno ritirati e Giorgia Meloni deve farsene carico perché un paese senza politica industriale è destinato al declino. Dopodiché naturalmente poi andiamo a vedere che cosa invece dice il quotidiano diretto da Belpietro, La Verità. Il titolo particolare perché
si dice, usano i volti della verità per truffare i risparmiatori. Qua si parla di un banner fatto con intelligenza artificiale sul sito di Repubblica, finta puntata di porta a porta con finto scontro, con tante immagini tra Paragone e il capo d'intesa Messina, tutto per rilanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Qua purtroppo è il solito filone delle truffe che si fanno con con l'intelligenza artificiale. Editoriale di Belpietro: non si può condannare chi è già stato assolto, no? Da ragione, e qua prende un filone che è già stato analizzato ieri pomeriggio dal nostro direttore Giovanni Sallusti, ovvero dalla dichiarazione fatta dal Guardasigilli Nordio al proposito dell'ipotesi di poter pensare a una inappellabilità delle sentenze di assoluzioni, naturalmente facendo riferimento ad Alberto Stasi che come sapete era stato assolto in primo grado e anche in appello, mentre invece poi la Cassazione decise di annullare tutto con rinvio di nuovo alla Corte d'Appello, che poi lo condannò per l'omicidio di Chiara Poggi, sentenza passata poi in giudicato, ma le novità di queste settimane, di questi giorni e di queste ore su Andrea Sempio hanno fatto riaprire il caso, e Belpietro proprio ne parla. A distanza di quasi 20 anni il diritto di Chiara Poggi fa discutere non soltanto nell'aula di giustizia e di conseguenza sui giornali TV, ma anche nei convegni, come un caso di scuola da cui in negativo prendere esempio. Dopodiché Mario Giordano, pagina, parla di sequestri di persona a causa dell'isteria da virus, ma il vero scopo è il bavaglio. In inglese sanissimo, in isolamento al sacco, 1700 persone bloccate su una nave per un caso di gastroenterite. Torna la follia sanitaria. Insomma, sembra che qualcuno abbia deciso di rimettere le lancette dell'orologio indietro di 6 anni, lo dice anche Mario Giordano. Dunque funziona così: c'è un turista inglese che va andando per Milano, fotografo il Duomo, fa un salto al cenacolo, magari gironzola fra Piazza La Scala e via Monte Napoleone, e poi quando la sera torna nel bed and breakfast che lo ospita trova la polizia sanitaria che lo interroga, e da qua che è scattato poi tutto il patatrac sull'isolamento e poi sull'analisi che gli sono state fatte. Stefano Graziosi: Trump porta in Cina la bramata del PIL, oggi vede Xi tra Iran e commercio, da Elon Musk a Wang, il big sull'Air Force One. E poi ancora invece a proposito di virus, Alessandro Rico parla del piano della Commissione, perfetto per condurci al disastro economico, cortocircuito totale dell'Europa. Dopo la Commissione della BCE conferma la crescita è fiacca, l'inflazione galoppa, ma la ricetta anticrisi dell'UE farà aggravare la crisi, taglia i consumi, aiuti solo mirati e temporanei, niente stop al patto di stabilità. L'importante, come dice Enrico Letta, è salvare il Green Deal. Insomma, l'Europa che non è ancora, forse non ha ancora capito bene certe lezioni e il modo in cui bisognerebbe affrontare e risolvere certe crisi, ma anche questo purtroppo non è una novità. Passiamo a Il Tempo. Il Tempo che anche qua naturalmente apre con il dialogo Stati Uniti-Cina. Il titolo principale è ristorante cinese, ma il menù siamo noi. Non solo Electrolux, Pelichino compra e svende aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti. Intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati. Tutti gli errori dell'Unione Europea, le mosse delle quinte colonie italiane e del dragone, e Trump da Xi, lui lotta e tratta ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa puntini, e l'Europa, insomma, piccolo spoiler, è naturalmente completamente fuori da qualsiasi tavola, qualsiasi trattativa internazionale geopolitica.
strano, editoriale di Daniele Capezzone, Alla mercé di Pechino, un suicidio anche economico. Capezzone ricorda il titolo del tempo di ieri, Italia alla pechinese, con amara ironia. No, amici lettori, non era solo una polemica politica verso gli ex tre premier, ovvero Prodi, D'Alema e Conte, verso tre quotidiani, Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, e verso una galassia di poteri e forze organizzate che sembrano a volte più insensibili all'interesse geopolitico di Pechino che a quello italiano. No, c'è anche una ricaduta economica più diretta su di noi, sull'industria italiana, sui posti di lavoro che possono saltare, sui settori che rischiano di essere messi in ginocchio, così Daniele Capezzone. A destra la partita di Coppa Italia di ieri sera, la finale, Lazio sconfitta 2-0, Coppa Italia all'Inter, i biancocelesti così sono fuori dall'Europa, e poi taglio centrale, Meloni traccia la rotta per il 2027, lavoro, casa, energia e nucleare. La Premier in aula, le tensioni geopolitiche incidono su aziende, famiglie e bollette, e poi una serie di editoriali. Giovanni Jacobazzi dice la NM è il partito di magistrati con le case della Costituzione. Matteo Cassol invece parla della Premier e la banalità del male nell'editoriale dei Giannini. Conflitto in Medio Oriente, petroliera cinese passa Hormuz, per Teheran ultima chiamata. Questo ovviamente, come vedete, le grandi temi di questa giornata, tra quello che è successo ieri in Italia al Senato e quello che è avvenuto nelle scorse ore, questa notte a Pechino, e ripeto, fra pochissimo vi racconterò che cosa è successo effettivamente tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima diamo uno sguardo anche a un po' il Fatto Quotidiano, che diciamo intanto in prima pagina dà sempre una sua interpretazione dei fatti. Il titolo principale guarda Giorgia Meloni, a me m'ha rovinato la guerra, che è una celebre citazione di un film di Alberto Sordi, se non sbaglio era Gastone, si intitolava Le solite scuse, incolpa il conflitto, eppure il super bonus nel Premier Time, balle sulla crisi e appello a Calenda che soffre, messo con la S apostrofo, offre destre divise, salta a freni per la Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia. Crosetto, le navi italiane a Hormuz anche senza ONU, lite con la Lega sul riarmo. Prima di andare rapidamente in pausa, dovrei far vedere anche la prima pagina di Quotidiano Italia Oggi, che è molto interessante dal punto di vista economico. Qua parla del boom di scontrini fiscali. I primi 4 mesi del 2026 hanno fatto registrare emissioni in aumento del 40% rispetto al 2025, grazie all'obbligo di collegamento tra POS e registratori di cassa. In taglio basso ritornano temporaneamente in vigore nei Stati Uniti i dazi al 10% imposti da Trump. Interessante peraltro un riferimento, Italia Oggi forse l'unico quotidiano che ne parla a proposito di Stati Uniti. Il prossimo sfidante di Trump è un 27enne di origini somale. Hiba Mohammed, un 27enne americano di origini somale, con passato nel settore delle politiche pubbliche in colossi digitali come Meta e TikTok, e dopo aver vinto di misura la convention del Partito Democratico dello Utah col 51% dei voti, a giugno Mohammed affronterà le primarie per il congresso nello Stato. L'improvvisa comparsa di un candidato progressista sconosciuto nello Utah ha messo in luce una crescente spaccatura all'interno dei Dem statunitensi tra l'ala moderata e tradizionale e quella più giovane e radicale, una cosa che abbiamo già visto in realtà in parte recentemente con la vittoria di Mamdani a New York, e chissà che effettivamente tra le elezioni di midterm, o
addirittura elezioni presidenziali 2028, il Partito Democratico americano non voglia veramente far correre Ilhan Mohamed. Insomma, questo è stato un rapidissimo sguardo, una rapida panoramica sui fatti principali secondo i maggiori quotidiani italiani di oggi. Dopodiché, adesso fra poco andremo in pausa, ma al rientro vi leggerò un piccolo articolo, un reportage fatto dal Corriere della Sera che ci ragguaglia in maniera abbastanza dettagliata e precisa su quello che effettivamente è successo questa notte tra Donald Trump e Xi Jinping, incontro importantissimo in quel di Pechino. Allora, piccolo stacco, anzi ringrazio, ovviamente ne approfitto per ringraziare il bravissimo Simone in regia, ci vediamo tra pochissimi minuti, grazie ancora. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmers' daughters really make you feel alright. And the Northern girls with the way they kiss, they keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California girls. The West Coast has the sunshine and the girls all get so tan. I dig a fringe bikini on Hawaiian Island girls by a palm tree in the sand. I've been all around this great big world and I've seen all kind of girls. Yeah, but I couldn't wait to get back in the States, back to the cutest girls in the world. I wish they all could be California. I wish they all could be California. I wish they all could be California girls. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E eccoci di nuovo ritornati, di nuovo una buona giornata a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa di oggi, giovedì 14 maggio 2025. Questo non è Sammy Varin, che è il titolare assoluto, inamovibile di questo spazio mattutino. Sammy Varin che non è potuto essere presente questa mattina, ma che insomma vi assicuro, vi voglio tranquillizzare, sta assolutamente bene. Per un piccolo disguido non è potuto esserci, ma vedrete ritornerà prestissimo, assolutamente. Poi Sammy, ci aspettiamo, perché tu sei il maestro assoluto della rassegna stampa e guai a prendere il tuo posto. Non mi sento onoratissimo di essere in questo momento a fare le veci, ma insomma prestissimo il buon Sammy tornerà a condurre la rassegna stampa di cui nella prima parte di questa
oretta ho dato conto dei fatti più importanti analizzati nelle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani. Adesso invece vorrei leggere insieme a voi forse in questo momento un articolo più dettagliato su quello che è avvenuto nella notte italiana a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, incontro importantissimo tra i massimi rappresentanti delle due superpotenze mondiali. E che cosa quindi è successo questa notte? Perché naturalmente i giornali italiani non hanno potuto mettere in pagina per ovvie questioni di fuso orario quello che è successo. Ne parla però il sito online del Corriere della Sera in un articolo a firma di Viviana Mazza, che è corrispondente a Washington per il Corriere, ed è stata con lei che nelle settimane scorse riuscita a fare questo scoop, riuscendo a intervistare Trump, che poi si è pronunciato con quelle dichiarazioni contro Giorgia Meloni, creando, insomma, come vi ricorderete perfettamente, quel caos diplomatico tra Italia e Stati Uniti a proposito delle frasi di Trump sul Papa, dalle quali Meloni aveva preso le distanze. Ecco, Viviana Mazza riporta quello che è successo a Pechino, del settimo faccia a faccia tra i leader delle due superpotenze, che hanno messo sul tavolo i nodi Hormuz, Taiwan, dazi, col leader cinese che evoca la trappola di Tucidide, avverte rischio di guerra se Taiwan gestita male. Donald Trump invece apre il dialogo, avremo un futuro fantastico. Allora, che cosa è successo effettivamente a Pechino? Caro Presidente Trump, è per me un grande piacere incontrarla ancora una volta qui a Pechino. Questa segna la sua prima visita in Cina dopo 9 anni ed è opportuno notare che il nostro incontro sta attirando l'attenzione di tutto il mondo. Queste sono le parole pronunciate da Xi Jinping aprendo i lavori del summit col presidente americano intorno a un tavolo rettangolare nella grande sala del popolo. Il primo incontro è durato 2 ore e 15 minuti. Davanti a lui sedeva gran parte del governo americano. Trump, il segretario di Stato Marco Rubio alla sua sinistra, colui che era sulla lista nera per il suo passato al Senato di falco anti-Cina, ma hanno chiuso un occhio e l'hanno fatto entrare cambiando la traslitterazione del cognome. Questo è, diciamo, un aspetto abbastanza curioso e interessante. Poi c'erano anche l'ambasciatore USA in Cina, David Perdue, alla sua destra, e poi Peter Hessage, primo segretario della difesa in Cina da 8 anni e il primo dai tempi di Nixon ad accompagnare il presidente nella Repubblica Popolare. C'era stato anche il segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha pianificato gran parte dell'incontro, il rappresentante del commercio Jefferson Greer, il vice capo dello staff della Casa Bianca Steven Miller. I due leader si sono seduti al tavolo dopo che Xi ha accolto Trump con una lunga stretta di mano ai piedi della scalinata dell'edificio maestoso. La banda ha suonato l'inno americano e poi quello cinese e insieme i due leader hanno passato in rassegna le truppe e sono passati davanti a un gruppo di bambini che saltavano sventolando bandierine e fiori. Più volte i due leader si sono scambiati osservazioni senza l'aiuto degli interpreti, l'uno a fianco dell'altro, sotto una pedana rossa e dorata, durante questa cerimonia di benvenuto. I membri del governo americano, insieme ai amministratori delegati delle aziende americane più potenti del mondo, aspettavano invece più indietro, in piedi sugli scalini del maestoso edificio. Nel suo discorso all'interno, Xi ha detto che la relazione tra USA e Cina è a un bivio di fronte alle turbolenze mondiali e ha citato, come aveva già fatto anche in passato prima di incontrare Biden, la trappola di Tucidide. Che cos'è questa trappola di Tucidide? Si tratta della teoria geopolitica secondo la quale quando una potenza emergente minaccia di sostituire una potenza dominante,
la probabilità che scoppi un conflitto armato diventa altissima. Il presidente cinese ha poi affermato di avere sempre creduto che gli interessi comuni tra la Cina e gli Stati Uniti superino le divergenze e che una relazione stabile tra i due paesi giovi a entrambe le parti e al mondo intero, mentre il confronto danneggia entrambe. Dice ancora Xi, il mondo si trova a un nuovo bivio. Possono la Cina e gli Stati Uniti superare la cosiddetta trappola di Tucídide e forgiare un nuovo paradigma per le relazioni delle grandi potenze? Possiamo unire le forze per affrontare le sfide globali e infondere maggiore stabilità nel mondo? Possiamo promuovere il benessere dei nostri due popoli, così come il futuro e il destino dell'umanità, e creare insieme un avvenire più luminoso per le nostre relazioni bilaterali? Queste sono indubbiamente domande della storia, domande del mondo e domande per l'umanità. E queste sono anche le risposte per la nostra epoca, risposte che io e lei, in quanto leader di grandi nazioni, dobbiamo scrivere insieme, ha aggiunto Xi. Il presidente cinese ha poi proseguito. Dobbiamo essere partner, non rivali. Dobbiamo raggiungere il successo insieme, perseguire la prosperità comune e tracciare il giusto percorso per le interazioni tra le grandi potenze in questa nuova era. E ha auspicato che il 2026 possa diventare un anno storico e cruciale, capace di proiettare le relazioni tra Cina e Stati Uniti verso il futuro. Secondo l'agenzia di Stato Xinhua, poi, durante l'incontro chiuso alla stampa, Xi sarebbe stato più esplicito. Ha avvertito Trump che la questione di Taiwan, che la Cina rivendica come parte del suo territorio, è la più importante nella relazione tra i due paesi e può portarli verso un conflitto. Se gestita bene, i due paesi possono mantenere la stabilità, ma se gestita male, i due paesi andranno verso la collisione e persino lo scontro, mettendo l'intera relazione USA-Cina in una situazione estremamente pericolosa. Ha detto ancora il leader cinese che punta a una riduzione della vendita di armi degli Stati Uniti sull'isola. Tra l'altro questi stessi commenti hanno portato Taiwan a intervenire, e un portavoce del governo dell'isola ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente riaffermato la loro visione di fermo supporto ai Taiwan, che è grata per questo. Il portavoce ha aggiunto che la minaccia militare cinese è la sola fonte di insicurezza nello stretto di Taiwan e nella più ampia regione dell'Indo-Pacifico. Non è chiaro al momento cosa abbia replicato Trump a Xi durante l'incontro. Il presidente americano aveva allarmato alcuni membri di entrambi i partiti al congresso, dichiarando nei giorni scorsi che della vendita di armi a Taiwan avrebbe parlato col presidente cinese. Dopodiché ha parlato ovviamente anche Trump. Donald Trump nel discorso di apertura ha replicato che questa visita per lui è un onore come pochi che ho visto prima, e si è detto particolarmente colpito dei bambini. I bambini erano straordinari. Poi, rivolgendosi direttamente a Xi, ha detto: sei un grande leader, è un onore essere tua amica, avremo un futuro fantastico assieme. Ci dice che questo sarà il più grande summit di tutti i tempi. Trump ha anche citato la sua delegazione di uomini d'affari, spiegando che la loro presenza è un segno di rispetto verso la Cina. Abbiamo i più grandi imprenditori, i migliori del mondo, gente fantastica, e sono tutti con me. Abbiamo chiesto ai principali 30 del mondo, a ciascuno di loro ha detto sì, ha detto ancora il tycoon. E poi il presidente degli Stati Uniti è stato accolto la sera prima da 300 giovani vestiti di bianco e celeste che sventolavano banderine cinesi e americane in perfetta sincronia all'aeroporto di Pechino. Si tratta della prima vista di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Biden infatti non venne, ma incontrò Xi Jinping in California. L'ultima tra i due era stata nel 2017, il loro 7° faccia a faccia. Si sono scambiati lettere negli anni e i due leader hanno interessi diversi, ma entrambi vogliono maggiore stabilità. La stabilità che a quanto pare è un po' la parola d'ordine di questo summit di Pechino. Vedono investimenti e commercio come il canale migliore nel breve periodo, mentre allo stesso tempo cercano di ridurre la dipendenza l'uno dall'altro. Tra l'altro oggi Trump chiederà a Xi di aprire alla Cina l'impresa americana, che rappresentata
con una dozzina di più potenti amministratori delegati del mondo, BlackRock, Blackstone, Apple, Nvidia, Boeing, Meta, poi Goldman Sachs, Qualcomm, Illumina, Visa, Mastercard. I due paesi sono in guerra commerciale, naturalmente ai dazi americani Pechino ha risposto limitando le esportazioni di terre rare, ma era stata raggiunta una trega lo scorso ottobre quando Xi e Trump si sono incontrati in Sud Corea. Naturalmente sul tavolo c'era anche l'Iran, ci sarà inevitabilmente la guerra in Iran, l'embargo USA su Hormuz blocca le esportazioni di petrolio iraniano in Cina, e gli americani pensano che Xi possa aiutare per porre fine alla guerra. Sotto questo punto di vista ricordiamo che Rubio in un'intervista a Fox News aveva detto che nell'interesse della Cina aiutare gli Stati Uniti con l'Iran, perché il blocco dello stretto di Hormuz sta impedendo anche il passaggio delle loro navi. Il segretario di Stato americano ha aggiunto di sperare che la Cina non metta il veto a una risoluzione co-sponsorizzata dagli americani e che verrà votata presto al Consiglio di sicurezza dell'ONU e che condanna l'Iran per il blocco dello stretto. La Repubblica Islamica deve rimuovere i pedaggi imposti alle navi commerciali e dichiarare dove sono state posizionate le mine. Rubio ha definito la Cina la nostra principale sfida geopolitica, ma anche la nostra più importante relazione da gestire. Avremo interessi che saranno in conflitto con i loro e per evitare le guerre e mantenere la pace e la stabilità del mondo dovremmo gestirli. Intanto si cerca di erodere l'impegno politico e militare americano per Taiwan. Per esempio, se l'amministrazione Biden disse di non appoggiare l'indipendenza di Taiwan, ora la Cina vuole che Trump dica che vi si oppone, cosa che Biden rifiutò nel 2023. In una lettera a Rubio, 12 membri bipartisan del Congresso americano hanno chiesto di continuare la vendita di armi a Taiwan e non cambiare la politica di ambiguità strategica, ma il sito politico spiega che per lo più i falchi anti-Cina del Partito Repubblicano non stanno criticando la politica del Presidente. Insomma, come vedete è stato un incontro che da classico comunicato stampa avrebbe passato come un incontro sereno, cordiale, franco e cordiale, ma diciamo che bisogna vedere effettivamente nelle prossime ore quanto questi impegni presi a parole tra i due protagonisti verranno portati avanti. Ricordiamo che naturalmente al di là della questione non indifferente di Taiwan e dei dazi, naturalmente, come giustamente sottolineava Viviana Mazza del Corriere della Sera, ci sono ancora le questioni legate alla guerra in Iran. Alcuni sostengono peraltro che un accordo in questo senso proprio tra Stati Uniti e Cina, ma Cina che a quanto pare si sarebbe stufata del conflitto in Medio Oriente, potrebbe addirittura portare per una incredibile catena a domino anche all'interruzione di un'altra guerra, quella che è avanti ormai da più di 4 anni, quella in Ucraina, perché anche da quel punto di vista Vladimir Putin di certo non è messo benissimo. Venendo invece rapidamente, ultimi 15 minuti circa, torniamo, riportiamo i piedi un suolo italiano. Abbiamo parlato nella prima parte di quello che era successo ieri in Senato e delle accuse reciproche tra Giorgia Meloni e le forze di opposizione. Vorrei segnalarvi alcuni interessanti elementi che vengono riportati dai giornali a proposito della politica italiana. Ritorniamo un attimo sul Tempo, pagina 8, e come vi accennavo poco fa, Giovanni Jacopazzi parla delle case della Costituzione. Così la ANM fa il salto di qualità e si trasforma in partito, da sindacato a movimento costituzionale organizzato, con funzioni di vigilanza sul potere esecutivo e parlamentare e dotato
di una infrastruttura territoriale, culturale e mediatica. Il Tempo cerca di spiegare cosa dovrebbero essere queste fantomatiche case della Costituzione. Ufficialmente sarebbero dei luoghi fisici liberi da condizionamenti politici dedicati alla cultura costituzionale e di diritti. Ma in realtà cosa sarebbero nella concretezza? Il Tempo sottolinea che sono strutture permanenti diffuse sul territorio, aperte ai magistrati in servizio e destinate a diventare sedi di un movimento politico. Insomma, vedete che nella lunga corsa che ci porterà verso le elezioni politiche del 2027, staremo a vedere se saranno della primavera oppure se si andrà a regolare scadenza della legislatura e quindi si terranno nell'autunno. Insomma, non solo i partiti tradizionali, ma anche gli altri prendono piede. E poi andiamo a vedere, l'ho segnalato, volevo segnalare un altro interessante tema che riporta invece il quotidiano Il Giornale, quotidiano diretto da Tommaso Cerno. E direi che è l'unico giornale che riporta questa notizia che è interessante, che riguarda i treni. L'Unione Europea cambia tutto, attenzione, arriva il biglietto unico, previsto un meccanismo che tutela le coincidenze e uno per i rimborsi. Il commissario Fitto commenta il mercato interno più forte, un viaggio con un solo biglietto del treno che però attraversa tutti e 27 gli stati membri dell'Unione Europea. Questa è la proposta arrivata ieri dalla Commissione, che vorrebbe abbattere la burocrazia del vecchio continente, o perlomeno quella che gira intorno ai viaggi in treno. Parliamo dall'origine di ogni anno di 400 milioni di europei che scelgono il volo a corto raggio, mentre sono 150 milioni coloro che si affidano alle reti ferroviarie. E com'è che cambia la situazione con il cosiddetto progetto del Passenger Package? Un semplice click i cittadini europei riusciranno a pianificare, confrontare, acquistare viaggi multimodali transfrontalieri. Insomma, un biglietto solo, passando dall'aspetto del rischio, utilizzando lo stesso esempio, se si prenota un viaggio Milano-Parigi-Berlino, il primo treno ritarda, il biglietto per il secondo diventa inutilizzabile, e quindi è per questo che Bruxelles ha deciso di cambiare le carte e di togliere questo rischio dal portafoglio dei viaggiatori. Diciamo che da questo punto di vista logistico non è per nulla una cosa da niente. Insomma, queste sono novità, piccole novità che ogni tanto Bruxelles porta ai propri consumatori. Vi porto invece su Libero, dove si parla di flottiglia, come annunciavo poco fa, che si trasforma in movimento politico, un po' come l'ANM, come state vedendo. Insomma, non ci bastava soltanto PD, 5 Stelle, AVS, ma a quanto pare ci sono anche le case della Costituzione e la flottiglia. Ecco, queste nel mirino le elezioni del 2027. La Global Sub Flottiglia modifica l'assetto, un congresso eleggerà un nuovo comitato direttivo. I Propal potrebbero sbarcare le urne e strizzare l'occhio a PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, ma anche rubare i voti. E quindi insomma attenzione, perché non è detto che sia una buonissima notizia per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, ma insomma staremo a vedere che cosa succede. Intanto parte una nuova gita verso Gaza. E poi, pagina 9, il Carroccio sfida gli alleati. Ecco il piano della Lega per mettere un freno all'islamizzazione in Italia. Le europarlamentari Sardone, Ceccardi e Cisinte mettono nero su bianco le norme per salvare il paese. Si va dal permesso di soggiorno
ai punti, scusate, si va al permesso di soggiorno a punti, al divieto di indossare il velo sotto i 14 anni, stretta anche su burqa e minori non accompagnati. Fabio Rubini riassume quello che sono gli 8 punti della proposta leghista. Punto numero 1: regolamentare le confessioni religiose prive di intesa con lo Stato, e quindi si pensa a un registro degli enti e dei ministri di culto, sanzioni per i predicatori radicalizzati e controlli sui finanziamenti e sui fondi esteri. Punto numero 2, quello sul velo integrale, quindi abrogazione del concetto di giustificato motivo per indossare il velo in luoghi pubblici e un nuovo reato di costrizione all'occultamento del volto. Il terzo punto riguarda il divieto di ogni tipo di velo sotto i 14 anni delle scuole, e questo lo si fa per garantire una reale integrazione e la parità di diritti di bambini e adolescenti. Punto numero 4, finti minori stranieri non accompagnati, e quindi procedure accelerate per valutare le pratiche di protezione internazionale e estensione della casistica di reati per i quali il richiedente sia imputato oppure già condannato. Quinto punto: accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati. In questo caso la proposta della Lega verte sull'età del minore, che dovrà essere sempre accertata e non solo più nei casi di dubbio. Punto numero 6 è quello relativo al permesso di soggiorno a punti. Se il permesso di soggiorno scenderà sotto i 15 punti verrà revocato. Settimo e penultimo punto: cittadinanze, quindi rivedere il sistema di lungo soggiornante che oggi consiente immediato e pieno accesso ai diritti sociali. Il punto numero 8 invece: le attività scolastiche non dovranno diventare occasione di propagandare ideologie in contrasto con il nostro ordinamento. Nel frattempo Libero, sempre pagina 9, ricorda che per quanto riguarda il DL rimpatri si va verso il voto finale. La Commissione Affari Costituzionali ha dato il tempo fino al 20 maggio alle ore 16 per poter presentare gli emendamenti. Il decreto è stato varato dal governo poche ore dopo l'approvazione definitiva del decreto sicurezza, dopo tutte le polemiche che erano state innescate dalla norma che introduceva gli incentivi per l'assistenza ai rimpatri volontari di migranti. Sapete tutta la discussione che ha riguardato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che aveva chiesto a gran voce di cercare di risolvere questo nodo. Nel decreto sicurezza il contributo di 615 euro per i avvocati è assegnato solo alla conclusione dei rimpatri. Nella versione corretta, ora all'esame del Senato, si allarga la platea dei beneficiari del compenso, non più solo avvocati, con il coinvolgimento del Consiglio Nazionale Forense e senza la condizione del rimpatrio avvenuto. Insomma, questa è un po' la situazione per quanto riguarda appunto da una parte di rimpatrio e da una parte quello che è successo e che vorrà essere la proposta della Lega per combattere la islamizzazione. Nel frattempo io in questi ultimissimi minuti, l'ho accennato poco fa, ma ero andato un po' di fretta, anche in maniera un po' sgarbata, invece vorrei rileggervi, perché è veramente molto divertente, come spesso del resto capita, Luigi Mascheroni, giù la maschera, questo fatto che insomma noi ci interessa relativamente, ma alla fine il gossip anche d'Oltralpe fa sempre un certo tipo di effetto, e siccome si è parlato molto invece di gossip italiano, ogni tanto è giusto che anche per quello che riguarda in Francia diamo una breve lettura di quello che è successo, perché come ricorda Mascheroni, appunto dietro la crisi tra il presidente Macron e la moglie Brigitte ci sarebbe una giovane attrice che si chiama Golshifteh Farahani, e questo sarebbe un retroscena riguardo a quello che era successo in diretta TV mentre Macron e Brigitte stavano scendendo dall'aereo in Vietnam. C'è Mascheroni che ricorda un po'
vecchi presidenti che sono un po' finiti dentro il gossip, François Mitterrand, che durante tutto il suo viaggio, durante tutto il suo lungo mandato, mantenne una doppia vita, dividendosi tra la moglie e Anne Pigeot, conservatrice dei musei statali, dalla quale poi ebbe una figlia. Poi Jacques Chirac, di cui è sempre stata nota la fama di donaiolo, che finì sui giornali per una presunta relazione con l'attrice Claudia Cardinale, e naturalmente Nicolas Sarkozy, che durante il suo mandato si risposò con Carla Bruni, cantante e attrice. E poi, prima di Macron, l'ultimo a finire così, nella tempesta mediatica del gossip fu François Hollande, che Mascheroni ci ricorda sul giornale, nel 2014 fu beccato mentre andava in scooter dall'amante, un'attrice. E poi, aggiunge sempre Mascheroni, ci sarebbe anche Felix Forma. È successo tanto tempo fa, era il 1899 e morì nella sede della presidenza francese mentre era con la sua amante, una madame poi diventata celebre come la pompe funèbre, chiedo scusa per il accento francese non esattamente preciso, ma insomma una bella tradizione, e da notare che nessuno di loro fu politicamente azzoppato. I francesi da queste cose ne escono sempre alla grandezza, i nostri invece, da Berlusconi a più di ministro attuale, di solito ci lasciano le corna, il commento conclusivo amaro in un certo senso di Mascheroni, ma in effetti è da sottolineare il fatto che la Francia eventualmente su questi casi non diciamo che rimane sempre, insomma, così, non viene particolarmente colpita politicamente da questi fatti di gossip, al contrario di quello che invece succede in Italia, Berlusconi e non solo. Vabbè, questo diciamo è un po' la chiusura del cerchio. Io direi sono le 9:31, quindi ci fermiamo qua. Questa versione in onda in versione ridotta termina qua, ma insomma io ringrazio ancora il bravissimo Simone Regia, che è stato di grandissimo supporto in questi 60 minuti. Fra poco andrà in onda il consueto editoriale del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, e nel frattempo mi raccomando, continuate a sentire, ad ascoltare Radio Libertà, continuate a visitare il sito radiolibertà.net e, ripeto, non vi preoccupate, a brevissimo tornerà più in forma che mai, in traccia di comando, il mitico Sammy Varena, a cui mandiamo un fortissimo abbraccio. Ma tu ovviamente, caro Sammy, sei il numero uno e nessuno ti potrà mai sostituire. Ecco, nessuno, ricordatevi, nessuno può mettere Sammy in un angolo. Un grande saluto, una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Lorenzo Grossi, e continuate a restare sulle onde di Radio Libertà. A presto! Avete ascoltato la rassegna stampa.